Amici bellini, buon martedì delle palme e quindi nel momento in cui Insigne fa quello che deve fare, migliore uomo della partita e se ne parla e non si fa altro che parlare di lui, di cotolette, di polpette, di musica discutibile e di un gruppo, quello italiano, che è fatto di tanti gruppetti e quindi forse anche per questo funziona e a qualcuno può dare fastidio, dobbiamo fare una riflessione. All'interno di questa riflessione ci inseriamo il mio intervento a Canale 8 dall'ottimo Silvermele di ieri, quindi facciamo un attimo la cronaca, la cronistoria, per un fatto di archivio, e vedete siamo ritornati a Valerio Fluido e Insigne, Valerio Fluido da New York. A proposito, iscrivetevi al canale, ma cosa state aspettando? Ma che cosa vi costa iscrivervi al canale, che arriviamo a 10.000 e facciamo un regalo a qualcuno. Benvenuta Enza Tammaro a questo punto, Quote Rosa che adoro, e dobbiamo parlare di Insigne perché c'è da fare una riflessione a questo punto sul suo rinnovo, sul suo futuro, e ci sono le parole di Insigne in conferenza che ci devono far riflettere. Quindi ascoltatemi all'interno della trasmissione con Silvermele, dove io mi inserirò così con la maglietta delle Zeppelin all'interno per spiegare poi quello che sono le riflessioni future, presenti rispetto a quelle passate, che poi le cose cambiano. Vai! È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. C'è Valerio Fluido Celentano, quindi un goccio di sano caffè, di ottime abitudini partenopee da New York, con due maglie alle spalle che sono anteprima del match di questa sera, Belgio-Italia. Ciao Valerio, caffè Napoli 1926. Ciao Silver, come andiamo? Stasera però magari una Schweppes invece di un caffè. Sì, una Schweppes, a quest'ora sì anche. Ma vabbè, da te è mattino, poco più... Sì, siamo mezzogiorno la mezza, insomma. Mezzogiorno, sì, quindi devi ancora pranzare. Sì, ma io sono stato catapultato dal letto, perché devo dire che le parole di Spalletti sono stato un cioccolatino inaspettato. Tu fai bene a dire che insomma non ce l'aspettavamo, perché la rappresentazione ufficiale arriverà poi la settimana prossima. Questo doveva essere solamente un incontro preliminare con il presidente, e già il fatto che abbiamo sentito la sua voce, che ci ha detto un sarò con te, che ha detto prima di tutto dobbiamo parlare ai tifosi e diciamo Forza Napoli, per me è stato un buon risveglio. E qui, mio malgrado, devo subito fare un intervento, perché in conseguenza, subito dopo aver visto le prime parole di Spalletti, ho visto un altro video dove lui si approccia all'albergo dove poi avrebbe con De Laurentiis e Edo pranzato, insomma non ho capito bene, e purtroppo devo segnalare, per dovere di cronaca, gli dicono un saluto ai tifosi e lui risponde ma già l'ho fatto. Già non ci siamo, non voglio creare nessun caso, però non ti costava niente. Lo stesso tempo in cui rispondi già l'ho fatto il saluto ai tifosi, ripeti un'altra volta sempre Forza Napoli, un saluto a tutti i tifosi, era lo stesso tempo. Voglio solo giustificare che magari mezz'ora in macchina nel traffico, magari con Edo a fianco in dei orecchie, potrebbe essere stato stressante, non lo so. Segnaliamo questa cosa che non mi è piaciuto tanto l'inizio, il proseguo non tantissimo, andiamo avanti. Io, per quanto riguarda la conferenza di De Laurentiis, non ci aspettavamo niente di diverso, sinceramente non ha detto cose clamorose che non sapessimo già. Su qualche numero resto perplesso quando parla di cifre, alcune cifre vengono gonfiate, io non mi trovo, però per quanto riguarda la situazione del mercato sappiamo che dobbiamo stare in stand-by. Lo sapevamo già che il Napoli non sarà lui a fare il mercato, ma si muoverà in conseguenza alle offerte che arriveranno. Veramente nulla di diverso, anzi si è stati più chiari del solito nel dire dobbiamo aspettare. Sicuramente dobbiamo aspettare, e questo è legittimo. Per quanto riguarda i numeri, noi abbiamo sviscerato tutto quello che sono i numeri nella live con Guido Gentile, va bene. Una piccola segnalazione, una curiosità: quando De Laurentiis dice che ha speso 37 milioni per comprare il Napoli, non è vero. Lo vengono a prendere immediatamente.
con i rumori, perché se andate a scavare nella storia, il Napoli, la spesa finale è di 29 milioni e 250 mila euro, è testimoniato. Quindi non dovresti aggiungere tutti questi soldi, perché poi la gente si dimentica della realtà e dice ha speso 37 milioni. No, è un prestito alla banca che poi alla fine si è accordato per 29 milioni, mancano 7 milioni. Con 7 milioni si può fare un ben centro sportivo per i giovani, io cambio la vita, mi compro una televisione, quindi precisione, giusto per la precisione, andiamo avanti. La situazione di Insigne come la vedi? Beh, non mi sembra facilissima, eh? No, assolutamente no, il sarà quel che sarà, che poi alla fine sono schermaglie dialettiche. Io ricordo anche prima dell'altro rinnovo, quello che insomma, quello che è ancora in atto, lo stesso Insigne disse io voglio rimanere, però conoscete De Laurentiis, i matrimoni si fanno in due. Sono classiche frasi che poi non ci devono né allarmare né entusiasmare. Ci si metterà al tavolo e si ragionerà. Anche Insigne dovrà capire alla fine di questo europeo se avrà delle alternative, perché diciamoci sempre quello che è, si parla del Barcellona, ma non lo so, con il parco degli attaccanti che ha il Barcellona, cioè prendono Agüero, prendono Depay, hanno Messi, hanno Griezmann, hanno Ansu Fati, hanno ancora da piazzare, cioè la vedo complicata. Se Insigne dovesse avere un'offerta incredibile da un top club europeo, magari ci può anche pensare. Se invece non è così, sì, la bandiera del Napoli, sposa il progetto fino alla fine, capisci le esigenze e andiamo avanti insieme, visto che sei il capitano di questa squadra e ti sei anche tolto lo sfizio di diventare il numero 10 dell'Italia grazie al Napoli, grazie a quanto hai fatto tu al Napoli. No, ma poi c'è anche un'altra cosa che rende la situazione difficile, la scadenza del contratto che è 2022, cioè la mega offerta che vorrebbe arrivasse De Laurentiis per i suoi giocatori più rappresentativi, non credo proprio arriverà per Insigne. No, ma le mega offerte non arriveranno, lui lo dice candidamente, dice magari arrivassero le offerte indecenti. Si è reso conto che in Europa, insomma, quelle che possono spendere poi muovono altri tipi di giocatori, cioè se un top club deve spendere una cifra importante c'è Holland da comprare quest'anno o l'anno prossimo, altrimenti per un giocatore come Insigne che noi rispettiamo e amiamo tantissimo, le cifre mostro per un giocatore che va in scadenza l'anno successivo non arrivano. Però lui ha parlato di offerte appropriate. Ci troviamo di fronte in un mercato, Silver, dove conviene anche solo liberarsi di un ingaggio, anche se non ottieni un prezzo di cartellino nella vendita incredibile, ti conviene perché oramai sono giocatori ammortati e quindi non ci vai a perdere, non c'è nessuna minusvalenza, e questo è più importante per i bilanci societari. Togliersi un ingaggio può andare bene e lo sostituisci con un altro. E qui deve scattare la riflessione, ragazzi miei, perché probabilmente il non aver rinnovato Insigne in tempo prima dell'Europeo, capisco che era complicata, però potrebbe essere stato un suicidio, perché Insigne sta facendo un europeo di altissimo livello, da leader vero e proprio tecnico di questa squadra, insieme a Jorginho senza dubbio, insieme ad altri che insomma si stanno muovendo bene, ma le figure che spiccano per me sono questi due qua. Poi dopo il resto è un ottimo gruppo che fa da contraltare, da comprimario quasi a queste due figure che per me spiccano, è la mia opinione. Purtroppo dalle parole di Insigne in conferenza successiva si evince, io non mi sono mai divertito tanto, la libertà di testa che Insigne sta dimostrando in questo gruppo, dove è molto amato, dove se lui mette una canzone tutti che ridono, che la cantano insieme, insomma è anche una figura all'interno di questo spogliatoio molto amata. Ecco, probabilmente potrebbe portare Insigne ad una riflessione più profonda e dire: io a Napoli vengo spesso criticato dai miei tifosi, non riesco sempre ad essere decisivo e me la fanno pagare e mi accusano quando io provo il tiro a giro e non funziona e mi incaponisce, perché lui si incaponisce, è vero, è proprio la sua verità, la sua realtà. Però potrebbe, e chiedo anche a voi nei commenti, potrebbe pensare: se mi arriva un'offerta da una squadra medio-alta in Europa, io mi vado a fare un'esperienza
l'esperienza finale della mia carriera, magari mi danno gli stessi soldi però mi diverto di più perché sono meno sotto pressione da napoletano a Napoli capitano, mentre invece vado in un altro gruppo come per esempio l'Italia, c'ho la numero 10, mi diverto di più, faccio di più, sono più decisivo pure addirittura, non lo so, è una riflessione che faccio insieme a voi e non vorrei che Insigne stia pensando questa cosa qua, perché poi si arriva a uno scontro. Tutto però dipende, come ho detto anche prima, dalle offerte che arrivano, perché sia per il Napoli sia per Insigne, perché Insigne va in scadenza l'anno prossimo, se il Napoli non riceve un'offerta adeguata non credo se ne liberi, però a questo punto poi rischi di fare la fine di Donnarumma, lo perdi a zero, ne vale la pena, lo perdi a zero, ti liberi di un ingaggio sicuramente, però hai perso uno dei tuoi giocatori più rappresentativi senza nemmeno guadagnarci nulla. È una situazione molto delicata che non mi lascia tranquillo la notte, devo dire la verità. Tutti i giocatori sono sostituibili, però sarebbe veramente un peccato. Andiamo avanti. Sì, allora, su Giuntoli ovviamente noi dobbiamo sempre cercare di capire quanta libertà di scelta abbia in base poi al budget e alla parola finale che spesso ha il presidente su certi acquisti, perché io sono convinto che come Benitez, che all'epoca fungeva anche fondamentalmente da direttore sportivo, perché lui ce lo dice, gli porta una lista, cosa che poteva fare anche Bigon, magari d'accordo con Bigon, gli porta una lista e De Laurentiis dice abbi pazienza, non posso pigliare, allora questa è la seconda lista, abbi pazienza, non li posso pigliare, o anche la terza lista. Allora non sappiamo se Giuntoli magari aveva in mente dei giocatori da portare, esatto. E De Laurentiis ha deciso di no perché i parametri, ricordiamo che De Laurentiis non voleva spendere più di tanto per i difensori, per i centrocampisti sì, magari per gli attaccanti un po' di più. Giuntoli porta comunque Osimhen, che è un'operazione che in Europa ci hanno invidiato in tanti. Bisogna vedere veramente chi gestisce questa cosa così, e quando l'amico a telefono ci dice che si deve circondare, io sono d'accordo, nel senso che, ripeto, se delegasse un po' in più noi saremmo forse più svelti, e nel momento in cui deleghi tu individui anche il colpevole, perché sai anche questa campagna acquisti è andata male, ho delegato completamente, tu non vai bene, andiamo avanti. Sì. Se invece c'è comunque un pochino del suo intervento, lui non può cacciare se stesso, quindi comunque ci troviamo di fronte a hai questo fotografato perfettamente la situazione, e per dirla tutta fino in fondo è sempre stato così. Domani, dopodomani si potrebbe ufficializzare Rocchi designatore, Ah già, rivoluzione assoluta. Ricordiamo un attimo quell'immagine di Rocchi con lo champagne, con Quadrato che gli fa il bagno, tutti che lo festeggiano, cioè come se avesse vinto lo scudetto insieme a loro. Io dico una sola cosa, Silve, peggio di Rizzoli non credo si possa fare, sì, perché veramente siamo alla fine. Però non sta cambiando niente, cioè Calvarese è confermato un altro anno, quindi onestamente Calvarese noi lamentiamo. Guarda, con Calvarese confermato un altro anno, io credevo di aver visto tutto, però non è così, non è così. E anche lì, scusate, ma voi cosa vi aspettate? Vi aspettate che De Laurentiis arrivi in conferenza stampa per fare incetta di querele e denunce? Nel momento in cui parla di massoneria, nel momento in cui parla di centro di potere, si può provare anche a collegare? O fai la rivoluzione dall'interno, però devi avere qualcuno. Ieri l'amico, un tuo collega Guido Gentile mi diceva una cosa: se tu sei al tavolo dal poker e in un'ora non hai capito chi è il pollo sei tu. E questo significa che se poi sei da solo a fare certe denunce, comunque non cambia niente. Allora tu ti devi creare delle alleanze, non lo so come si fa, se si fa stringendo, chiudendo l'occhio su certe cose, stringendo degli accordi, non lo so come si fa, ma se lo fai da solo ogni tanto la denuncia con la parola forte, comunque non è cambiato niente, perché lui ha sbottato spesso, ma non è cambiato niente, quindi veramente non so come uscirne da questa situazione. A proposito, in vista di questo Italia-Belgio, qual è la tua previsione e qual è anche la tua attesa, la vostra attesa di comunità italiana lì a New York? Io parlo per me perché poi siamo tutti diversi. Io voglio un gol di Mertens con tunnel a Bonucci e finta su Chiellini, e poi 2 gol di Insigne e passiamo noi.
Non male, so che avrai fatto proseliti. E adesso se facciamo vedere un bel calcio, se riusciamo ad andare avanti anche a discapito di altre nazionali che erano più accreditate, parlo ovviamente della Francia e anche della Germania, fa piacere, insomma, come italiano all'estero, fa piacere anche che ci sia la rappresentanza napoletana. Meno male che ho preso la linea dopo un sacco di tempo, perché ho provato a Mamma mia, parte telefonare. Valerio, ma ti rendi conto? Mi ha fatto piacere, volevo solo dire questo. E insomma ragazzi, in qualche modo ci ho preso, perché Mertens non ha segnato, ma Insigne è stato decisivo. Se avesse segnato Mertens 1, Insigne ne doveva segnare 2. Mertens non avendo segnato, Insigne ne ha potuto segnare 1, ma comunque è finita 2-1, comunque Insigne è stato decisivo e io me la godo sinceramente. E se a qualcuno dà fastidio che non ha segnato altri, va benissimo, noi ce la godiamo e non potete toglierci lo sfizio, perché questa è pure un'altra cosa, no? Quelli che vivono questo conflitto interiore, però noi siamo meridionali, il nord ci odia per tutto l'anno e poi vogliono che tifiamo per l'Italia. A me sembra quasi il contrario, dice quasi no, ma adesso non potete tifare per l'Italia perché siete meridionali, oppure viene stesso da noi, non dobbiamo tifare per l'Italia. Ragazzi, questo è uno sfizio, un ulteriore sfizio che ci vogliono togliere, un'ulteriore divisione. Ma perché? Io dovrei perché mi devo privare di una gioia e di un'esultanza? Anche perché poi ci siamo rappresentati. Per una volta non c'è un blocco di una sola squadra, non è un blocco Milan e tu dici vabbè, io da interista non mi viene tanto di tifare per un blocco Milan oppure un blocco Juve. Ci sono tanti gruppetti e questa è la forza di questa nazionale, si divertono loro per primi, proprio secondo me per questo motivo, perché ci sono questi piccoli blocchetti e quindi si crea più gruppo, si divertono tra di loro, ci sono meno rivalità e chiunque può essere protagonista a turno. Il saluto a Spinazzola, roba bellissima, commovente, la simulazione di Immobile, roba vergognosa che io devo segnalare per forza dopo il gol di Barella. Si rotola, segnato, sto benissimo. Non si fa. Andiamo avanti, andiamo a chiudere con il rock and roll, perché le Zeppelin da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciate un sacco di mi piace che sono gratis, iscrivetevi al canale e andate sul sito www.fluido.net che trovate delle cose carine. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo,